Sono Ghirlanda Gianfranco, appartengo al gruppo Marta e Maria della parrocchia di Santa Maria Maddalena a Saval, Verona. Noi siamo iscritti dal 2007 presso i gruppi di volontariato vincenziano e curiamo circa 34 famiglie in questo momento. Tenete presente che siamo costituiti dal 2 maggio del 2006 e da allora il nostro rapporto con i poveri è sempre stato un elemento fondamentale proprio come crescita non solo del gruppo ma anche personale. La cosa importante è avere il rapporto con il banco alimentare che rappresenta ovviamente circa il 90% delle forniture mensili, il resto siamo noi che andiamo a comprarlo perché ci sono tante iniziative e tante altre necessità. Tenete presente che nell'ambito del nostro gruppo non è soltanto un consegnare e basta dei prodotti, ma abbiamo la bellezza di 5 progetti che sono avviati da anni, tra cui l'inserimento, specialmente per quanto riguarda i giovani, nella scuola e nello sport. E noi non facciamo altro che comprare libri ai ragazzi che scelgono le superiori e li portiamo fino all'università. L'importante per noi è l'inclusione dei ragazzi, perché la maggioranza delle persone assistite sono straniere e questo è un qualche cosa che abbiamo nel DNA e saper condividere con persone, fare l'ascolto delle persone, perché non è, ripeto, l'aspetto della consegna dei pacchi e basta, è riuscire a entrare in un feeling con tutte quante le famiglie di cui noi abbiamo conoscenza.